Ciao a tutti, amici della ricetta per te, vi presento Rosalia. Rosalia ci deve svelare i segreti di una pasta siciliana molto speciale. La pasta col finocchietto, ma non quella classica che conoscete tutti, quella con le sagre, quella che si fa nell'entroterra della Sicilia. Adesso ci spiega qualcosa di più Rosalia, prego. Sì, questa è una pasta che faceva mia mamma, è a modo mio, e in pratica non ci sono le sarde, quindi eviteremo di mettere le sarde, anche i pinoli e l'uva pasta. Però al posto delle sagre metteremo la carne. Metteremo la carne, ci faremo un sugo con la carne e poi faremo la procedura, penso che più o meno sia la stessa. Fermati. Allora, seguiamo lo step della ricetta per te e presentiamo gli ingredienti. Allora, abbiamo 500 g di spezzatino, il finocchietto è già stato sbollentato, però leggermente sbollentato, deve ancora cuocere, solo perché l'abbiamo tenuto in congelatore, perché adesso non è periodo di finocchietto. Poi i rigatoni, salsa di pomodoro, sale, olio, pepe, e aglio, pangrattato E l'ingrediente segreto della ricetta per te, che ovviamente vi sveleremo dopo. Ok. Avanti Rosario, passiamo alla preparazione. Ok. Andiamo a preparare il sugo. Bisognerà soffriggere l'aglio, giusto? Passiamo ai fuochi. Mettiamo l'aglio e mettiamo la carne, dove in una pentola dove abbiamo messo dell'olio d'oliva. E lasciamo rotolare la carne. Stiamo rotolando la carne. Quando sarà ben rotolata, metteremo il sugo di pomodoro. Adesso la carne è ben rotolata, aggiungiamo la salsa. Quindi ho visto che hai cominciato a preparare la salsa, hai messo lo spezzatino di vitello dentro, hai aggiunto una foglia d'alloro, un po' di pepe, giusto? Per quanto tempo deve cuocere? Ma 3/4 d'ora. 3/4 d'ora. Bene, vediamo le altre preparazioni. Sì, adesso mettiamo a bollire i finocchietti con l'acqua che poi servirà per cuocere la pasta. Allora, il sugo è pronto. Abbiamo messo il finocchietto a sbollentare. Adesso prepariamo la mollica. Ah, la mudica Sì. siciliana. Allora, abbiamo bisogno di una padella con un filo d'olio, il pangrattato e poi andiamo a scoprire L'ingrediente segreto della ricetta per te. che sono le acciughe. Eccole qua. Mettiamo il filetto d'acciuga e mettiamo anche uno spicchietto d'aglio che poi toglieremo. Lasciamo sciogliere completamente il filetto d'acciuga, così si insaporisce il pangrattato. Sciolta e aggiungiamo la mollica, il pangrattato. Questo è il classico formaggio dei poveri. Prima non avevano il formaggio, mettevano la mollica. La lasciamo brustolire bene bene. Facciamo mettere via e continuiamo con la preparazione del finocchietto. Adesso togliamo il finocchietto che si è sbollentato e lo tagliuzziamo. L'acqua la lasciamo perché cucineremo la pasta. A questo punto un'altra padella con olio d'oliva, ci mettiamo un altro spicchietto d'aglio e un altro filettino di acciuga. Sciogliamo l'acciuga e aggiungiamo il finocchietto sbollentato e tagliato a pezzettini.
mettiamo sopra un po' di sugo di pomodoro, in modo che si insaporisca bene bene, e lo lasciamo andare per una decina di minuti. Allora, buttiamo la pasta dove avevamo sbollentato il finocchietto. Non aggiungiamo il sale perché già avevamo messo il sale per cucinare il finocchietto, e quindi lasciamo cuocere la pasta. Hai scolato la pasta e adesso che fai? Allora, adesso aggiungiamo il sugo, la guardiamo. Ah, solo la salsa, eh? Sì, già c'è un po' di finocchietto perché c'era nell'acqua. Ah, ecco, Cottura. certo, l'abbiamo bollita nell'acqua del finocchietto, quindi sei anche insaporita con l'acqua del finocchietto. Sì. Adesso la impiattiamo e poi la finiamo nel piatto con la verdura. Ti favorisco il piatto. Sopra. E poi mettiamo il formaggio dei poveri, la modica. Ecco. E la carne? No, la carne si mangia dopo, non la conai. Ah, va bene. Era solo per insaporire il sugo. Per insaporire il sugo. Benissimo, quindi questa è la pasta col finocchietto alla ragusana. Brava Rosaria, è una ricetta molto interessante. La pasta col finocchietto, la ricetta per te. Ciao!